Buongiorno a tutti, signore e signori, cari colleghi e colleghe. È per me un grande onore e un grande piacere di poter presiedere questa mattinata, questa bella sede dell'Istituto Veneto, e sentiremo in questa mattinata 5 relazioni. Dopo i primi 3 facciamo una breve pausa. Ma prima di iniziare i lavori ho il piacere e anche il dovere di portarvi i saluti da parte della nostra Accademia di Vienna, Österreichische Akademie der Wissenschaften, e innanzitutto del nostro presidente Anton Zeilinger, ma anche dei suoi colleghi nella presidenza dell'Accademia, Michael Alram, Georg Brasseur e Oliver Schmidt. Oliver Schmidt è forse anche noto qui perché ha studiato bene la zona. Siamo molto lieti e contenti di questa collaborazione con l'Istituto Veneto e ringraziamo di cuore i responsabili a Venezia per averci invitato a poter partecipare come co-organizzatori nella realizzazione di questo importante incontro tra storici italiani e austriaci. Sotto tanti aspetti, importante incontro. Alcuni fra di voi forse si ricordano che abbiamo iniziato un primo tentativo di una futura cooperazione tra le nostre accademie tanti anni fa. Tentativo che poi purtroppo non aveva successo per motivi burocratici, è sempre un problema. Per di più sono anche personalmente molto grata e contenta per il fatto che questa volta sia l'atto formale di sottoscrivere il comune Memorandum of Understanding, sia la di cui prima concretizzazione con questo convegno è stato possibile. E quanto riguarda il nostro tema, la Prima Guerra Mondiale e il centenario della battaglia di Caporetto, nell'ambito della guerra delle montagne, come noi lo chiamiamo Gebirgskrieg, lo considero un dovere da parte di noi storici di studiare la comune storia di allora nemici, oggi con questioni e ricerche comuni da amici, oltre il linguaggio e i concetti guerrieri, come lo esprimerei in tedesco, Kampfbegriffe d'allora, i Kampfbegriffe, che avevano caratterizzato generazioni ancora di storici in conseguenza della Grande Guerra. Oggi, finalmente, in tutta l'Europa siamo in grado di vedere e di studiare ciò che è stato una comune esperienza dolorosa per tutti come tale, senza continuare la guerra con la scienza e con le parole. Questo vale anche per le odierne relazioni tra Austria e Italia e perciò mi congratulo con l'Istituto Veneto per questa iniziativa di radunare storici da ambedue i paesi in un convegno commemorativo di una delle battaglie più sanguinose della Grande Guerra. Detto questo, mi fermo qui per dare la parola alla prima relatrice della mattinata, Valeria Mogavero, insegna al Dipartimento di Cultura e Civiltà nell'Università di Verona e ci parlerà di ufficiali, gentildonne e intellettuali a Palazzo Papafava, un salone in trincea. Valeria Mogavero ha preso il suo PhD in storia contemporanea e ha scritto un bel libro su patrie e patrizie, una rete nobiliare alle prove dell'8 e 900, pubblicato nel 2014, e altri articoli, tra l'altro che mi interessano molto, su Cesare Battisti e su Verona nel 48, la città di Radetzky, Verona e l'altro 48, un saggio che è particolarmente interessante anche per la storia austriaca. La prego di
Caporetto è l'argomento sconfinato che il nostro convegno affronta ed è forse bene per entrare a Palazzo Papafava seguire la traiettoria attorcigliata e circonvoluta di questo dramma, del momento cioè nel quale sotto la spallata austro-tedesca a donne e uomini non certo socialmente marginali rispetto alla linea di svolgimento degli eventi né culturalmente e politicamente subalterni alle pedagogie e ai disciplinamenti, sembra che l'Italia sia sul punto di disfarsi e inabissarsi, trascinando a fondo anche quell'idea di risorgimento che essi hanno introiettato come valore della storia, non tanto apprendendola dalle tradizioni familiari, quanto invece assorbendola e praticandola e tutto sommato rimanendovi fedeli attraverso la pratica di valori culturali e universi etico-politici schiettamente liberal-borghesi e non di rado democratici. Incombono la realtà e il senso di un inarrestabile sinistro precipite, di fiume in fiume, alla ricerca di una sponda a cui appigliare un tentativo di resistenza e contenimento dell'invasione. Sarà il Natisone? No, meglio il Livenza, forse il Brenta o il Bacchiglione, e invece si rincula ancora, chissà, forse il Piave, ma non si può escludere che l'Italia debba ritirarsi fino al Mincio. Il tempo è intanto quello della tragedia, che solo a duro prezzo sarà poi metabolizzata come necessaria, come nel titolo di Mario Esnenghi. Ecco, il passo da morto che risuona nel padovano palazzo dei Papafava troverà una fedele descrizione nella lettera che Maria Papafava scriverà il 23 marzo 1929 in morte del maresciallo Foch alla sua vedova. Ve ne leggo un brano. In una mattina brumosa di un autunno sciagurato, l'ansia per il mio figliuolo di 18 anni che il 24 ottobre 1917 avevo salutato e per altre persone care di cui dopo Caporetto non avevo più notizie, era quasi superata dal dolore, dall'umiliazione della nostra disgrazia. Tutto mi pareva sommerso. Invidiavo i miei morti più cari che non avevano assistito a quella tragedia. Piangevo sui miei figli e sulla gioventù del nostro paese. Era uno schianto che compendiava tutto. Ho capito che cos'era la patria, la casa, il focolare in quel momento e mi pareva che nulla potesse consolarmene. L'unica forza nostra, io e mia figlia sposata da 4 anni che pure non aveva notizie di suo marito, la trovavamo per consolare fino a tarda notte gli amici, conoscenti, ufficiali che passavano avviliti e disperati e togliere dalle loro menti le velleità del suicidio che l'onta e il dolore facevano loro intravedere. La casa si andava riempendo di profughi, la città si vuotava, tutte le minacce mi parevano possibili e malgrado Dio mi desse la forza ed i nervi fossero calmi, mi sentivo annientata. In queste condizioni scendevo le scale della mia casa per andare all'ospedale a prestare servizio, quando la porta d'ingresso si aprì e il generale Foch, accompagnato da Lucien Henrot, impareggiabile ufficiale della missione francese che era nostro ospite, si avanzò giunto appena dalla Francia. Restai quasi interdetta da un terribile senso di umiliazione e quando Henrot me lo presentò non potei proferire una parola perché quasi gliene volevo e il benvenuto mi si strozzò in gola. Veniva dall'aver visto il generale Cadorna e ognuno dal canto suo si erano trovati che sul Piave ci si dovesse fermare per ripartire e vincere. Queste parole precise, sicure, in un momento che intorno a me si parlava con insistenza del Mincio, le prime che sentivo da un'autorità competente, mi ridiedero le ali e un coraggio sereno che potei meglio infondere in tutti quelli che capitavano. Fu così che lasciai ogni lavoro fisso e mi misi a fare la signora, a ricevere a casa tutti col tè sempre pronto, come ai tempi della più grande pace, fino alla vittoria. Ecco, il resoconto di Maria è preciso e in tutto coincidente con quello che sua figlia Margherita, in presa diretta, scrive a suo marito Lucangelo Bracci Testasecca l'11 novembre del 1917. Margherita, in compagnia della marchesa Titina Martini Benzoni, figlia di Ferdinando Martini e della figlia di donna Titina Giuliana Benzoni, ragguaglia Lulli del mutevole tempo interiore
che batte continuamente, intrecciando le ore dell'euforia a quelle della depressione e dell'aggrapparsi di tutta la comunità di Palazzo Papa Fava alle speranze suscitate dal maresciallo Foch. E Margherita scrive: «Amore mio, che giornate si passano. Se non si impazzisce questa volta, non si impazzisce più. Mi pare d'essere una secchia, ma la definizione è della marchesa Titina. Ogni tanto in fondo al pozzo della disperazione, ogni tanto nel cielo della più fervida speranza. Pensa, ieri sera i nostri ospiti, cioè il nostro amico, era venuto a dirci che la speranza del Piave agonizzava, eppure non voleva morire. Che pena, che pena. Invece questa mattina il nostro amico ha mandato un biglietto alla Mimi dicendo che le notizie erano molto migliori. Amore mio, che gioia! Ti dico, sono sbilanci da impazzire, ma che felicità quando sono nel senso buono. Oggi poi è venuto a trovarci il granduomo, Foch, che lavora in biblioteca, simpaticissimo e gentilissimo. Ci ha detto che resisteremo dove siamo, che il nostro paese è magnifico, che l'esercito ha avuto una malattia, ma che quando regge il paese, queste sono malattie che guariscono presto, che lui è pieno di fiducia. Dio volesse fosse vero, amore mio. Ti assicuro, l'avrei abbracciato. Reggiamo, per carità. Ha detto niente mincio, sul Piave. Dio fosse vero. Lucien ci ha detto che ieri è stata una giornata storica. Si vede che hanno deciso questo. E tutto in questo caro casone, che diventa storico pure lui. Dio mio, purché si resista. Giuliana e la marchesa Titina pure ci hanno dato delle buone notizie da Rapallo. I preti pregano per la vittoria delle nostre armi e hai visto, perfino i socialisti ufficiali dicono delle cose sensate, meglio tardi che mai. Ma era necessario che il paese resistesse così. Vuol dire che siamo ancora degni di essere italiani. E allora coraggio e fermiamoli lì e abbiamo fede. Sono migliaia di lettere che si incrociano e che a loro volta danno conto di altre lettere, informazioni ricevute, di conversazioni e scambi, confidenze e illazioni. Un quadro complesso e multanime dentro la cui cornice corrispondenti, diaristi, amici e amici degli amici interpretano gli accadimenti interpretando in essi se stessi. Non inizia però questa comunità interpretatrice a Caporetto, ma dalla nota di Papa Benedetto XV dell'agosto del 17, quella dell'inutile strage. Il 18 agosto Margherita, infatti, aveva scritto: «La nota del Papa è proprio brutta. La marchesa Titina è furiosa e del resto non piace a nessuno, nemmeno al nonno Alberto. Non c'è che Gino è Giorgio, il senatore Giorgio Cittadella Vigo d'Arzere, non c'è che Gino che tenterebbe di difenderlo. Amore mio, ricevo ora la tua cara lettera del 16. Vedo che sei perfettamente d'accordo con noi sul Papa e ne ero sicura. Mi pare di sentirti infuriare contro i preti e hai ragione. La marchesa Titina, come ti ho detto, è furiosa. Dice che Benedetto XV è il nostro più gran nemico. Non conta il clericalismo, il tradizionale clericalismo di Zio Gino, che aveva addirittura scritto un compianto per la fucilazione di Massimiliano d'Asburgo in Messico, amico e frequentatore dei suoi genitori, Andrea Cittadella Vigo d'Arzere e Arpalice II Papa Fava. Conta molto invece il cattolicesimo, da decenni compiutamente laico in politica, della comunità allargata e di tutte le stesse donne di Casa Cittadella. Per fortuna, dopo la nota pontificia, che tanto sdegno suscita tra i 1000 inquilini di Casa Papa Fava, arriva quella di un altro predicatore, questa volta assai più consentaneo, il presidente statunitense Wilson. Hai visto, scrive Margherita al marito, quanto è bella la nota di Wilson? La trovo veramente magnifica, così chiara, giusta, nobile, intelligente. È decisamente un grand'uomo. Trovo bellissima l'offerta del grosso prestito alla Germania, se accetta, per aiutarla a rimettersi. È una nota senza odio, la mano tesa al fratello traviato per aiutarlo a rimettersi sulla retta via. Le esigenze sono giustissime, non esagerate e benissimo definite, e la minaccia dovrebbe fare il suo effetto. Che risponderanno i tedeschi, messi così chiaramente al muro per la prima volta? Dio se rispondessero di sì. Mi sentirei di abbracciare anche un tedesco dalla gioia. Sono molto ansiosa di vedere cosa rispondono. Novello sarà tranquillizzato sulla sua fissazione, la questione economica del dopoguerra. Trovo che così è giustissimo, bravo Wilson, questa è una nota che riconcilia con l'umanità, non trovi? È proprio una cosa che mi ha fatto un gran piacere e mi ha riempita di speranza. Fa piacere vedere le intenzioni dell'intesa così pulite in qualunque modo vada.
un wilsonismo interamente letto in chiave mazziniana dai salveminiani di Palazzo Papafava, che paradossalmente sono tantissimi, diventa il nuovo orizzonte di coinvolgimento e di passione, soprattutto da parte della componente femminile. Nello spazio concesso è difficile dar conto di questo romanzo della nazione, per dirla con il titolo del libro di Maurizio Meggiani, devo in un certo qual modo stringere. L'anno di Caporetto si chiude con una messa che chi vi assiste non sa ancora bene se sia una liturgia funebre o un rito espiatorio e propiziatorio insieme. Lasciamo la parola a padre Giovanni Semeria, che la sera del 24 dicembre arriva a Palazzo Papafava accompagnato da un giovane collaboratore destinato a rimanere uno degli amici più cari fino alla morte, Umberto Morra di Lavriano. Nelle sue memorie di guerra, il Barnabita, cappellano del Comando Supremo, così ricorda quella notte, caricando lui, fedele ammiratore di Cadorna, di una nota schiettamente antifrancese il resoconto. Natale di passione, Natale di Caporetto, si cominciava a respirare un poco, si tirava il fiato, non si respirava ancora. Le fronti erano basse, anche se i cuori non giacevano avviliti. Alla pace non si pensava, si voleva disperatamente la rivincita e la vittoria. Avevamo con noi gli alleati ed era un conforto e insieme una pena. C'era un presentimento che qualcuno ce l'avrebbe fatto pagare quell'aiuto, generoso sì, ma anche interessato. Celebrai la notte quasi solo per gli alleati. Il comando supremo francese era a Padova, in casa Papafava. La guerra soffiava su quel fuoco mistico. Celebrai nella piccola cappella del palazzo, piena di mistiche ombre sempre, più piena quella notte. Alcuni ufficiali del comando nostro si sono uniti agli ufficiali francesi. C'era la famiglia Papafava, dal vecchio conte Alberto al nipote che non c'era che in spirito. 18enne appena, faceva il suo dovere sul Piave. La parola sonò però come speranza nuova, come proposito ardente affidato a Dio. Più volte gli amici di allora hanno rievocato quei momenti e diffusamente ne ha scritto proprio Morra, secondo il quale nell'ultimo anno, da Caporetto a Vittorio Veneto, il Palazzo Papafava era ormai come inglobato al fronte. Dalle sue sale la guerra diventava un panorama completo e tra comando supremo, missioni estere, contatti politici si incrociavano notizie, commenti ed echi. Casa Papafava, conclude Morra, era veramente un punto di incontro e di interferenze in quella fase appassionata. Ecco, mi è sempre sembrata una caratterizzazione appropriata. In via Marsala, dove ha sede il Palazzo dei Papafava, l'ottimo Giuseppe è addetto sia a ricevere gli ospiti che a governare la caffetteria, ma da quando è scoppiata la guerra e il palazzo è diventato un porto di mare non sempre riesce a far fronte a entrambe le incombenze senza che di tanto in tanto affiori qualche smagliatura. Un giorno, per esempio, arriva il comandante della Terza Armata e, come scrive Margherita Papafava al marito, le cose si svolgono così. È arrivato il duca d'Aosta e la Mimi, che è il nomignolo con il quale in famiglia si indica Maria, e la Mimi ci ha fatto chiamare su al tè. Dunque il duca d'Aosto è entrato da solo, si è levato il paltò da solo, poi non vedendo nessuno è andato in caffetteria a cercare Giuseppe, gli ha domandato se c'era mamma e gli ha detto io sono il duca d'Aosta e così è stato introdotto. Molto bene questi segni dei tempi che si democratizzano. Poi è la volta di quello che Margherita chiama il Duchino di Bergamo, ossia Adalberto di Savoia-Genova, tanto grazioso come al solito, scrive Margherita. Poi tocca al Duca di Pistoia, finché Margherita a un certo punto sbotta. È venuto il conte è venuto il conte di Torino, che nessuno aspettava. Aveva scritto stamattina alla Mimi che veniva, ma non aveva firmato. E la Mimi, fra il sonno, perché questi militari fanno tutte le cose la mattina presto, non aveva capito e siccome aveva detto a Guelfo Civinini di venire, credeva che fosse lui. Un principe al giorno però comincia a essere un po' troppo. Ma chi sono i frequentatori di Palazzo Papafava, a parte i principi generali di cui ho detto? Intanto le famiglie interconnesse per i multipli e secolari legami di parentela, i Cittadella del ramo San Matteo, i Cittadella Vigo d'Arzere, i Valmarana, i Giusti del Giardino, i Seregua Alighieri, gli Emo Capodilista, i Sarvognan di Brazzai, i Colloredo di Montalbano.
Da ogni parte d'Italia, anche dall'estero, arrivano a Padova stanziali o semistanziali in una sorta di day hospital, i congiunti di tanti mobilitati e combattenti, i Martini Benzoni, innanzitutto con la marchesa Titina e la figlia Giuliana, i Borghese di Vario e attorcigliati vari e attorcigliati Rami, i Gallarati Scotti, i Placci Enro, i Salazar, i Seyssel, i Teodoli, i Visconti Venosta, uno stuolo di generali e colonnelli, aiutanti italiani e alleati, il generale Boriani, superiore di Lucangelo Bracci, il maresciallo Giardino, il papà della carissima e salveminianissima Elsa Dall'Olio, cioè il generale Alberto Dall'Olio, ministro delle munizioni, gli ufficiali di complemento Tommaso Gallarati Scotti, Giovanni Mira, Ferruccio Parri, Giuseppe Donati, immancabile ovviamente l'ubiquitario D'Annunzio. C'è anche il cosmopolita e girovago Carlo Placci, c'è poi il colonnello divenuto generale nonché suocero di Novello Papafava, Giorgio Emo Capodilista. Se la guerra, se la grande guerra serve ancora un legame ideale e sentimentale con il Risorgimento, l'ultima carica di cavalleria sul territorio italiano, ordinata e guidata proprio dal conte Giorgio per proteggere il ripiegamento della Terza Armata verso il Piave dopo Caporetto, ne è forse l'estremo e palpitante episodio in stile. Vi sono poi il generale Henri de Goncourt, che in casa Papa Fava stabilisce il comando della missione militare francese dopo lo sgombero di Udine, il generale Grazioli, il tenentino Lusien Henrot, il generale Angelo Martinengo Palatini di Villagana, che nella tenuta di Frassanelle, messa a disposizione dalla famiglia, cura l'organizzazione e l'addestramento di Frassanelle, l'organizzazione e l'addestramento del 17° Reggimento Bersaglieri, il colonnello Gaetano Beretta, che nelle valli Papafava, anch'esse messe a disposizione, cura la formazione del 52° Reggimento Artiglieria di Campagna, inquadrato nella Terza Armata. Sono presenti e frequentano abitualmente casa Papafava Gaetano Salvemini, Giuseppe Prezzolini, Max Ascoli, i professori padovani e amici di famiglia Emilio Bodrero ed Erminio Troilo. Sicuramente non posso dimenticare Ugo Ietti e poi il maresciallo Carlo Reina, amico di Donna Maria e promotore dell'occupazione di Fiume, padre Giovanni Semeria, che è sempre in cima ai sospetti di tutte le autorità religiose e vigilato dal vescovo di Padova proprio per le frequentazioni papafaviane. Umberto Zanotti Bianco, che arriva a Palazzo Papafava anticipato e protetto dalla ombra lunga e carezzevole di comuni e venerati numi tutelari, quali appunto Salvemini e Giustino Fortunato, portandosi dietro come con verve fulminante, scrive Margherita, tutti i popoli oppressi d'Europa. E poi c'è il gruppo del giornale di Trincea Volontà, finanziato e cofondato assieme a Vincenzo Torraca da Lucangelo Bracci Testasecca, del quale il Palazzo Papafava diventa la redazione segreteria, nonché centro di smistamento e propaganda con Margherita Magna Pars, in collaborazione con zie e cugine e amiche. Studiando il network venuto a far capo al Palazzo Padovano durante la Grande Guerra e avendo avuto modo di rintracciare e leggere centinaia, forse qualche migliaio di lettere e cartoline scambiate tra quanti di quella anomala e irripetibile comunità furono partecipi, ho potuto notare nel mio scandaglio che nulla richiama o fa riecheggiare un senso o sentimento di esclusivismo sociale o di autocentratura cetuale. Quale può dunque ragionevolmente ritenersi che fosse il senso di quella comunità solo parzialmente sopravvissuta durante il ventennio fascista?
Una suggestione interpretativa la può fornire uno scritto del 1955 di Walter Maturi, storico di spiriti oltre che di interessi di ricerca sicuramente risorgimentali. Mi riferisco all'articolo che lo storico napoletano compose per la rivista storica italiana In morte di Alessandro Casati, patrizio cattolico liberale di travagliato percorso attraverso l'esperienza modernista, fraterno amico di Benedetto Croce, uomo di governo in circostanze sempre tragiche della vita nazionale e della sua stessa famiglia. Maturi ne condensò l'agire pubblico con parole che già allora stavano andando incontro a un destino di desuetudine, se non di superfluità. Parole però che vale la pena di rileggere in quanto estensibili, ed estensibili perché intimamente attagliate a una pluralità di figure venute alla scena dei conversari, delle concitazioni, delle disperazioni e delle speranze che abitarono tra il 15 e il 18 le sale e gli scrittoi di Palazzo Papafava. Ecco il periodo centrale dell'articolo di Maturi. Ciò che più di ogni altra cosa gli storici piangono nella sua perdita è lo spegnersi di uno degli ultimi esemplari di una delle più belle fedeltà risorgimentali, la fedeltà patriottica, liberale, ricca di interiorità religiosa, alternante la vita degli studi con quelli della politica sana e della guerra giusta, che fu vanto della parte più eletta dell'aristocrazia lombarda e che profondamente sentiva e impersonava come una tradizione vivente. Parole, non c'è dubbio, che da un lato fornivano la simpatetica interpretazione dello storico per una figura tanto significativa quanto discreta, disinteressata e signorile, e che dall'altro lato al tempo stesso davano voce al mondo ideale, alle voci di dentro, si potrebbe dire, dello storico e del sempre più esiguo circuito culturale in cui ancora durava, a 10 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, un'ispirazione ideale e una visione della storia d'Italia intesa come vissuta e normativa traiettoria etico-politica. Oggi nessuno dei concetti politico-culturali e delle categorie storiografiche impiegate da Maturi in quel ritratto d'uomo fuori posa si sottrarrebbe a una garbata o recisa manifestazione di dissenso. Anche lo storico meglio disposto allo scrutinio e all'ascoltazione delle diverse attualità e contemporaneità del passato sconterebbe qualche difficoltà a riscrivere quelle parole, e ciò benché lo storico sappia che il passato è interpretativamente in continuo mutamento, perché sempre in viaggio attraverso la dialettica delle nuove domande, domande nuove che nascono non tanto e non solo da mere curiosità, ma da nuove prospettive e punti di osservazione. Nessuno storico, dicevo, impiegherebbe oggi, con la stessa coinvolta persuasione e suggestione, il lessico quasi familiare di Maturi rispetto a Casati, né probabilmente affiderebbe la saldezza di un discorso agli stessi punti di tenuta ai quali Maturi 60 anni fa volle ancorare il ritratto di parole che finemente e densamente cesellato per Casati era non di meno valido per molti altri. Quelle parole e i contenuti concettuali e categoriali che impiegandole si intendeva coinvolgere, guerra giusta, per esempio, e non di meno politica sana oppure interiorità religiosa, creerebbero oggi non pochi imbarazzi e produrrebbero polemiche non accessorie che il secolo trascorso dalla Grande Guerra potrebbe non riuscire a depotenziare o addolcire. Voi mi perdonerete l'insistito indugio, ma quelle stesse parole, guerra giusta soprattutto e fedeltà risorgimentale, risuonano e rimbalzano molto frequentemente nei resoconti epistolari che da Palazzo Papafava partono per il fronte o per gli amici e parenti, ovvero che dal fronte arrivano a Padova e ai conoscenti, parenti e amici sintonizzati sulle stesse lunghezze d'onda. Una smisurata Italia aristocratica, dunque? No, no, non direi proprio. Ferdinando Martini, patrizio e notabile toscano, scrittore, ministro, giornalista e governatore di Colonia, autore del messaggio di Vittorio Emanuele III al D'Annunzio delle gesta di Quarto e quindi interlocutore, spalla, ventriloquo, forcipe delle parole se non proprio dei pensieri del sovrano, sottolineando di quest'ultimo l'indole borghese e la scabra riservatezza, aveva per
tempo, fin dal 15 aprile 1915, ha notato sul suo diario: oggi nessuno si occupa di lui. Posso confermare che lettere e memorie del network padovano in guerra non mettono mai a fuoco il re e la monarchia nella sequenza di fotogrammi del patriottismo. Il re e la dinastia non attecchiscono granché né in progress né retrospettivamente nella poetica interventistico-patriottica che si dispiega e si respira a casa Papa Fava. Per Novello e Margherita Papa Fava i punti di riferimento essenziali sono l'eredità laica e risorgimentale dello scomparso loro padre Francesco e il magistero degli amici e maestri di sempre, Giovanni Amendola e Gaetano Salvemini. L'ho detto all'inizio, l'orizzonte di questo network è compiutamente borghese. Quando nel 1928, decennale della vittoria e anno chiave della definitiva confisca fascista della Grande Guerra, i non allineati vorranno dire qualche parola in controtendenza sull'Italia di Vittorio Veneto, riconsegnata dal duce al re come pacco dono, si riconosceranno nelle parole di Piero Pieri, interventista salveminiano e tra i primi sull'unità del 1919, proprio in tandem con Novello Papa Fava, a fornire una non umorale o viscerale interpretazione di Caporetto. Nel 28 Pieri scriverà per il Leonardo di Luigi Russo una rassegna di studi che però inizierà con un preambolo troppo netto e deciso per potersene negare o tralasciare il valore etico-politico. Ecco le prime linee di quel testo. Nessun altro dei grandi eserciti europei si è trovato all'inizio dell'immane conflitto così poco preparato come il nostro. Quanto è stato fatto fu una grandiosa opera di improvvisazione, in cui rifulsero speciali qualità di uomini e virtù nascoste di popolo, mentre la nazione rivelava una tale riserva d'energie da rendere possibile uno sforzo superiore a ogni previsione. Si ebbe allora veramente il popolo in armi, guidato dalla borghesia in armi. E Caporetto, dopo le prime reazioni contro la plebe facinorosa e traditrice in buona compagnia di cattolici e socialisti, si rovescia rapidamente nel suo contrario. Lo si può seguire nell'Epistolario di Maria, fin quando il furore, detergendosi e lasciando il posto alla più esatta comprensione delle cose, anche con l'aiuto di amici e del fratello, la spingerà a scrivere che sì, Caporetto è stato il dolore di tutto un popolo. Margherita, è stato detto, ha studiato storia con Salvemini, letteratura con Giovanni Amendola, ha studiato inglese con Eva Kuhn, la moglie di Giovanni Amendola. Con il padre andava per salotti fin da adolescente a Firenze, dai Berenson, dai French, dai Pasolini, dai Pracci. In via Ortio Ricellari assisteva alle strane processioni di intellettuali e politici che si riunivano con suo papà, Salvemini, Placci, Calderoni, Prezzolini, Anzilotti, Palmarocchi, Silva, Caroncini, di tanto in tanto, quando capitava a Firenze, anche Pantaleoni, Pareto, De Viti De Marco. La nazione di Margherita, più che in ogni altro componente del clan, rimane tuttavia sempre tra Salvemini e Mazzini un concetto democratico. Quando amici ed amiche le ricordano i 1000 tentativi andati a vuoto di conciliare e armonizzare nazione e democrazia, nel suo sentimento Margherita riesce sempre a trovare la sintesi giusta tra fedeltà e convinzioni, tra emozioni e forza d'animo. Ciò la porta di impeto e senza tentennamenti contro i nazionalisti. L'idea nazionale e Coppola sono la sua bestia nera e contro D'Annunzio. Il 7 dicembre 1918 Margherita va a Trieste con un viaggio lungo e tortuoso, un pellegrinaggio vero e proprio. Al Carso, scrive, mi sono accostata con un senso religioso che non ho mai provato in nessuna chiesa. Cara Italia, come hai sofferto, come è stata brava. Grazie. La ringrazio per questo impressionante quadro di guerra vissuta in un mondo non privato, ma quasi semi-pubblico, dove si trovavano tante persone che tutte da parte loro erano coinvolte sotto diversi veci in questa guerra. Affascinanti anche le lettere come testimonianze. Io mi sono chiesta se c'è da parte austro-ungarica una
fonte paragonabile? Sarebbe una interessante domanda, ma purtroppo non abbiamo tempo per discutere. La ringrazio di nuovo e do la parola alla seconda relatrice di questa mattinata, Augusta Molinari. Insegna al Dipartimento di Scienze delle Formazioni dell'Università di Genova. In uno dei suoi libri, uscito pure nel 2014, si è già occupata con la mobilitazione femminile nella Grande Guerra, una patria per le donne, e anche negli altri suoi scritti si è dedicata alla storia delle donne, per esempio alle autobiografie di donne o anche ai ruoli femminili nella Grande Guerra. Oggi ci parlerà di un aspetto di questo tema. La sua relazione si intitola La mobilitazione femminile dopo Caporetto tra assistenza e propaganda. La prego. Allora, buongiorno, grazie per l'ospitalità. Quello su cui vi vorrei soffermare, devo dire sinteticamente, perché la problematica in realtà è molto è complessa e vasta, è la domanda come Caporetto abbia, come se Caporetto abbia in qualche modo inciso su quella che con un termine molto generale, generico, io stesso noi definiamo mobilitazione femminile. Ecco. Perché il problema di fondo in sostanza è questo. Quando si parla della mobilitazione femminile nella Grande Guerra si tende come dire, identificare da una parte così, quelle che sono figure di donne che in qualche modo o appartengono alle classi alto borghesi o nobili o in qualche modo la figura dell'interventista, no? E quindi dell'intellettuale che anzi già prima dello scoppio della Grande Guerra, già durante la guerra di Libia, in qualche modo svolge quello che è stato un compito che potremmo definire da un punto di vista di storia di genere di imprenditoria morale della guerra. Cosa voglio dire con questo? Che c'è tutta una serie di figure femminili importanti, alcune poco note, però importanti nel ruolo, in questo ruolo di imprenditrici morali, tipo per esempio Sofia Bisi Albisi, che si conosce in poche, ma però dirigeva parecchie riviste femminili importanti, ad esempio sconosciute fino ad allora Crociane Orsine, che dopo la guerra di Libia scrivono le loro memorie, no? E quindi in qualche modo cosa fanno? Scusate, un'azione di imprenditoria morale della guerra. Perché? Perché il loro compito è di convincere le donne tradizionalmente strane, se non donne coinvolte nell'ideologia e nell'epica risorgimentale, di coinvolgere il più possibile le donne di convincere del valore morale della guerra. No? Ecco. E questo in fondo il senso dell'imprenditoria morale dell'elite. Quello che però a me interessa e che ho cercato di dimostrare anche nei miei studi è che in realtà la partecipazione femminile alla mobilitazione è una partecipazione che quantitativamente soprattutto, ma adesso vediamo anche qualitativamente, avviene nel campo dell'assistenza civile, perché certamente la figura, direi, l'icona dell'assistenza femminile nella Grande Guerra è la Croce Rossina. Però per tante ragioni che sono note, che così la donna angelicata, eccetera, eccetera, tra l'altro rimando su questo agli studi di Stefania Bertoloni e di altri per l'estero, però in realtà la Grande Guerra attiva una mobilità delle donne verso il sociale che è stata poco studiata in Italia, a differenza che in altri paesi.
Do solo un elemento e poi passo a Caporetto, come si chiama, però devo comunque dare alcuni elementi perché sennò non si capisce di cosa sto parlando. In una sola associazione femminile sorta durante la guerra e di importanza strategica, poi vedremo meglio perché, che è l'ufficio notizie per le famiglie dei soldati di terra e di mare, sono impegnate da statistiche, non da statistica, ma dai documenti dell'associazione, esiste il completo archivio, anche se non è mai stato studiato, erano impegnate 25.000 volontarie, solo in un'associazione. A Milano le volontarie che si occupavano, ad esempio, di accudire almeno in parte gli orfani, per quanto è possibile conteggiare, come dire, già nel 16 erano più di 1000. Allora non parliamo di, come dire, di un qualcosa che è poco importante, è una parte importante della società che è in guerra, come si chiama. Ora, queste donne sono, nella stragrande maggioranza, donne comuni. Cosa voglio dire che sono donne comuni? Non sono donne impegnate nei movimenti, nel femminismo politico, che peraltro in Italia, come tutti sappiamo, era abbastanza limitato al nord e non era certo un movimento di massa. Sono donne che non hanno caratteristiche di eccezionalità, sono donne in genere borghesi, della piccola borghesia, molte sono casalinghe con un livello medio, con un livello di alfabetizzazione leggermente maggiore delle altre donne, visto che il livello era bassissimo, però cioè, ci sono migliaia e migliaia di donne che durante la guerra si mobilitano per in qualche modo alleviare le ferite morali, materiali e morali della guerra, perché la guerra, come dire, rende insopportabili ai ceti popolari la sopravvivenza. Non c'è solo il dolore, la sofferenza, le ferite, la morte, i lutti, c'è la miseria, c'è comunque la disgregazione delle famiglie, eccetera, eccetera. Ora, rispetto a questo attivismo femminile che assume forme le più diverse, come esempio, le donne danno vita a associazioni che praticano forme, oltre alle tradizionali forme, se vogliamo, di assistenza, anche forme nuove, appunto come l'ufficio notizie, per esempio, di cui adesso approfondirò la natura, ma per esempio creano laboratori per gli indumenti per l'esercito, ma inventano anche cose tipo, che so io, lo scaldarancio, come si chiama più, cioè c'è tutta una galassia di volontariato femminile che si auto-organizza indipendentemente dagli organismi della mobilitazione, che è stato studiato solo in parte, come si chiama, e che ha dimensioni tali da diventare una parte importante della mobilitazione. Altro elemento su cui mi sembra importante riflettere è che le funzioni che svolgono a livello nazionale queste volontarie nell'assistenza civile hanno un valore importante perché svolgono una funzione di sostituzione dello Stato. Non solo perché lo Stato non è in grado di, per le stesse dinamiche della guerra, di far fronte a quelle che sono le necessità dell'assistenza, ma perché come dire, non è certo il problema della tutela dei ceti popolari durante la guerra quello che interessa allo Stato in quel momento, no? Ecco. Quindi quello che voglio dire è che questi gruppi femminili, di cui non vi annoio con una più precisa mappatura, svolgono un ruolo di sostituzione dello Stato. Quindi cosa succede? Che nascono spesso autonomamente, collaborano e spesso diventano parte dei comitati di assistenza civile, in genere con una buona parte di autonomia, ma però non sempre,
Questo cosa comporta? Che quello che nasce, diciamo, questo volontariato che nasce sulla base di una motivazione duplice, da un lato certamente la pietas, soprattutto di matrice cristiana, nei confronti della guerra e delle sofferenze della guerra, ma anche da una volontà di attivismo, di partecipazione alla vita politica, non alla vita politica, direi alla sfera pubblica delle donne, perché è la prima volta che le donne c'è a livello pubblico un riconoscimento del valore sociale delle doti femminili. L'assistenza diventa una risorsa dell'assistenza femminile, diventa una risorsa della guerra. Allora, tutto questo fa sì che questo mondo sia complesso e soprattutto che questo tipo di attività, proprio perché è essenziale in larga parte per dare un minimo di tutela ai ceti popolari e quindi in qualche modo è parte di un disegno che soprattutto a partire dal 16 diventa un disegno di militarizzazione della società civile, come dimostrano tutta una serie di studi, cito quelli di Giovanna Procacci, ma ce ne sono tantissimi altri. Anche queste, la motivazione all'assistenza diventa parte di un ingranaggio che in qualche modo ne fa, a livello soprattutto di efficienza, un servizio sociale volontario per lo Stato. Allora, questo carattere di servizio sociale volontario, tanto per dare qualche indicazione in più, viene dal fatto che persino la preparazione, i lavori a maglia per gli indumenti dei militari, per il fronte, che inizialmente erano, come dire, fatti volontariamente da chi, come dire, come opera veramente, dare calore ai soldati, no, da parte delle donne, diventano comunque un fatto organizzato, come si chiama, controllato, burocratizzato, per cui arrivano addirittura circolari, i prefetti mandano circolari, per cui se volete fare un panciotto per un militare dovete farlo con questi punti, con eccetera eccetera. Ecco, questo però è un elemento, non diciamo la militarizzazione dell'assistenza perché è eccessivo, ma comunque l'irregimentazione dell'assistenza, comunque anche qui non è una cosa che esiste, però al tempo stesso convive con quella che è la motivazione all'assistenza, che invece è una motivazione o di tipo assistenziale più che caritativo. Allora, queste donne possiamo, come dire, per quello che se ne può sapere ovviamente, come si chiama, possiamo definire prima di Caporetto la situazione delle donne mobilitate nell'assistenza civile, che ripeto sono tantissime a livello nazionale, come un po' una posizione di sospensione tra pace e guerra. Perché da una parte l'aspetto che la guerra riconoscono è quello della sofferenza, della malattia, della miseria, e il loro compito è cercare di attenuare tutto questo, e sono continuamente a contatto con soggetti, diciamo, dei ceti popolari che aspettano la pace. Quindi dall'altro sono inserite in un meccanismo di assistenza che è finalizzata alla guerra. Allora, per quella che è per quello che è possibile, nel senso che rispetto a tutte queste problematiche c'è una pubblicistica sterminata, che è del fronte interno, in parte anche delle riviste femminili, eccetera. Ci sono però, che può essere utile per dare delle indicazioni, no? Per cosa. Ci sono poi però gli archivi delle associazioni. Ecco, allora se si fa un po' questo salto, ecco, ci si avvicina un po' di più, secondo me, alla complessità della posizione appunto di queste volontarie. L'impressione che si ricava è che io gli archivi che conosco sono quello dell'Unione Femminile Nazionale, sono quello in parte perché norme dell'ufficio notizie,
quello delle seminatrici di coraggio, e poi ho visto alcuni archivi conservati soprattutto a Milano, ma in parte anche a Roma, di altre associazioni, insomma, che comunque ruotano intorno a questo. Quello che sembra di poter dire è che in questa condizione appunto di sospensione è chiaro che con Caporetto la sospensione diventa difficile, c'è uno spostamento, ecco. C'è uno spostamento in che senso? Nel senso che da assistenza, come si chiama, il volontariato femminile diventa in modo esplicito o propaganda, però non è che lo diventi in modo esplicito, cioè, sempre. Ecco. E qui secondo me è l'aspetto interessante, cioè, perché? Perché se Caporetto, per i motivi che tutti sappiamo e quindi non solo per il fatto che venga percepita come una guerra difensiva, ovviamente crea un consenso alla guerra che in precedenza non c'era da parte della società civile. Però è anche vero che per chi opera nell'assistenza, e proprio perché, ripeto, non parliamo di filantropismo, ma di un articolato sistema di assistenza civile, diciamo che ha proprio un ruolo sociale importante, e con Caporetto aumenta a dismisura il bisogno di assistenza, come si chiama, e quindi queste donne da una parte sono coinvolte ovviamente nel clima, chiamiamolo patriottico, che mi sembra quello il termine più, però al tempo stesso scontano più che in passato i limiti dello Stato nel campo dell'assistenza. Cioè, per cui se da un lato diciamo, in certe situazioni, come ad esempio a Milano, dove c'è, che è, come dire, in qualche modo la capitale della guerra, no? È il retrovia del fronte, c'è soprattutto un'organizzazione dell'assistenza civile tramite la giunta Caldara che non c'è in nessun'altra realtà, perché sarà proprio il Comitato di Milano quello che favorirà tra il 16 e il 17 la costituzione di una federazione nazionale delle opere di assistenza, di cui comunque il Comitato di Milano manterrà comunque l'organizzazione e anche il controllo. In realtà Milano, dove c'è la guerra lì, come si chiama? Dove comunque c'è appunto un'organizzazione della mobilitazione particolarmente efficace, cosa succede? Che possiamo trovare un significativo episodio di netto spostamento di questa sospensione tra pace e guerra nei gruppi delle volontarie dalla pace alla guerra. Ed è particolarmente significativo il caso di Milano, perché il grosso dell'assistenza sociale viene fatto dall'Unione Nazionale Femminile, che è la più grossa, la più importante associazione femminista italiana, che nasce alla fine dell'Ottocento, ma soprattutto che è un'associazione femminile che è vicino al socialismo, pacifista, come si chiama più, anche per tradizione, ma anche per comportamenti, un'associazione che non ha, per esempio, non è entrata a far parte della serie dei comitati di preparazione alla guerra che le varie associazioni femminili a livello nazionale cominciano a organizzare già nel 14. Un'associazione che non ha le posizioni, per esempio, del suffragismo, che passa, come dire, che diventa quasi nell'immediato sostenitore della necessità della guerra. L'Unione Femminile, se si guardano gli archivi,
prima di Caporetto non troviamo nessun verbale o nessun cenno in cui si dica insomma, che ci sia del patriottismo, che si sostenga la guerra. Al tempo stesso, però, l'unione femminile propone e pratica una forma di associazionismo politico, di associazionismo politico femminista, che è stato definito da chi meglio l'ha studiato, cioè Anna Rita Buttafuoco, come filantropismo politico. Cioè, qual è l'idea e la pratica dell'unione femminile? La politica è l'assistenza. Cosa vuol dire? Non l'assistenza nel senso della carità, tanto per capirci, ecco. Ma noi dobbiamo assistere le donne per metterle in condizione di emanciparsi, e quindi tutta l'attività dell'unione femminile che cos'è? Finalizzata a dare formazione nell'asilo Mariuccia, in altre istituzioni dell'associazione. Come dire, si aiutano le donne povere o le fanciulle pericolanti, come si diceva allora nel caso dell'asilo Mariuccia, perché solo attraverso il lavoro, avendo una professionalità, si può superare una condizione di bisogno. Ecco. Ci insisto questo perché è lo stesso atteggiamento con cui l'unione femminile, quando l'Italia entra in guerra, non prima, come si chiama più, entra a far parte del comitato di assistenza per la guerra di Milano. Come dicevo prima, giunta Caldara, entrata in guerra con parole da parte di Caldara, insomma, come male necessario, nulla di più, però in questo comitato e quindi nell'assistenza, l'unione femminile praticamente si occupa di tutto, e di questo assistenza agli orfani, organizzazione dei laboratori per gli indumenti militari, gran parte dell'assistenza ai militari feriti, organizza poi soprattutto, ed è un aspetto importante della vita di questa associazione che esisteva già prima della guerra ma diventa strategico in tempo di guerra, l'unione femminile fa quella che chiama inchieste, cioè va nei quartieri popolari, ma questo lo faceva già all'inizio del Novecento, per capire quali sono i bisogni, le famiglie particolarmente bisognose, e quindi dare a queste famiglie indicazioni su come trovare assistenza, che è una cosa diversa dall'assistenza tradizionale. Questa esperienza dell'assistenza, appunto intesa appunto come capacità di trovare occupazione, o comunque non in senso caritativo, anche attraverso l'inchiesta, quella che oggi chiameremo inchiesta sociale, o per usare un termine sociologico, osservazione partecipante. Questo metodo di inchiesta sarà poi utilissimo durante la guerra, perché farà delle donne dell'unione femminile quelle che il comitato milanese utilizza per capire quali sono le famiglie bisognose, a cui dare i sussidi, a cui non darle, cioè nella sostanza l'unione femminile, attenzione, intanto è invitata dalla giunta Caldara a far parte del comitato di assistenza per la guerra, ed è invitata perché tra le associazioni milanesi esistenti nel campo dell'assistenza è una delle più efficaci, che ha più esperienza, e quindi come dire, è quasi inevitabile, quello che voglio dire, che l'unione femminile abbia all'interno del comitato di assistenza alla guerra di Milano, il comitato centrale per la guerra di Milano, abbia delle funzioni importanti, come si chiama? Perché era tra le poche associazioni che appunto aveva esperienza nell'assistenza, e un'assistenza di tipo particolare. Quindi
Per farla breve, le rappresentanti, o meglio socie, come si dicevano allora, dell'Unione Femminile sono presenti praticamente in tutte le sezioni del Comitato Centrale di Milano, ne dirigono alcune, tanto per ecco, dare un'idea dell'attività che facevano. Si legge in una relazione del 18 della Commissione 2 che si occupa dell'assistenza agli orfani. Gli orfani assistiti quest'anno, 1917, sono stati 1150. Non per tutti si è trovato come auspicabile una sistemazione nella famiglia di origine, si è dovuto provvedere per ben più di 300 a trovare istituti che li accogliessero e per altri 200 si sono trovate sistemazioni provvisorie per la disponibilità di privati benefattori, cioè evidentemente è un lavoro non da poco. Cosa succede con Caporetto? E perché con Caporetto, dopo Caporetto, l'Unione Femminile sembra fare una giravolta, cioè per esprimerlo in modo più sintetico, prima il compito dell'Unione era, prima della guerra e anche durante la guerra, anche se poi la realtà era qualcos'altro, il compito dell'Unione era di aiutare chi aveva bisogno per limitare i danni e magari trovare una possibilità di soluzione. Dopo Caporetto non si aiuta più per lenire la sofferenza, ma per convincere chi ha bisogno e chi soffre a sopportare la sofferenza in funzione della vittoria, no? Cioè, quindi c'è un rovesciamento che ho espresso in modo forse un po' troppo sintetico, ma che è significativo. A partire ma direi proprio non dico quasi immediatamente dopo Caporetto, se si analizzano i documenti dell'Unione Femminile, i verbali delle riunioni, in realtà prima la guerra c'era, ma è come sono. Nelle riunioni successive si decide immediatamente di fare delle iniziative che coinvolgono le donne, in particolare, ma non solo, nella difesa della patria. Le donne dell'Unione Femminile fanno vari manifesti, ma soprattutto il 27 dicembre, d'accordo con altre associazioni non solo diciamo, del femminismo, ma in generale, insomma, con l'appoggio del Comitato di Milano, organizzano un grande comizio per la resistenza. Questa è la definizione, cioè un comizio per la resistenza al nemico. L'interlocutore non sono più le donne dei ceti popolari, le donne eccetera, ma sono tutte le donne, sono tutti anzi, ma per quanto riguarda le donne sono le donne borghesi, le donne che comunque sono in grado di, ma lo scrivono anche nei loro verbali, sono in grado di dare un contributo per la difesa della patria. Banalmente vale la pena di citare le parole iniziali di questo convegno della Presidente dell'Unione, che è Clara Ferri: è finita l'epoca della mollezza, non è più permesso a nessuna donna di fingere, di ignorare per quieto vivere l'ora di strage e di dolore e di pericoli per cui viviamo.
La parola sacrificio deve essere bandita dal nostro linguaggio, perché ogni più grande sacrificio è un dovere quando la patria è invasa dal nemico. C'è un fronte unico che va dalle trincee alle città e a noi donne spetta il compito di combattere il più pericoloso dei nemici interni, il disfattismo, come si chiama. Cosa succede in questo? Cioè, perché succede questo? Perché nel corso della guerra c'è un ricambio nella mobilità, nella partecipazione delle donne all'unione femminile. Entrano persone giovani che, come dire, si sentono attivate all'assistenza dalla guerra, non hanno i percorsi del femminismo, di filantropismo politico che avevano le fondatrici, come esempio. Quindi c'è come dire, e non a caso l'unione femminile muore con la guerra, proprio perché finita la guerra le socie si allontanano, no? Perché, come dire, non c'è più la base stessa dell'associazione. Ancora due cose brevissime. Non ho parlato, e lo farò negli atti, di un'altra associazione importante che è appunto l'Ufficio Notizie per le famiglie dei militari di terra e di mare, che ha una posizione opposta rispetto a quella dell'Unione Femminile. Perché? Perché si chiama Ufficio Notizie, Caporetto ha interrotto le notizie, hanno sempre avuto rapporti difficilissimi con i comandi militari, perché tanto finiscono per fare una funzione sostitutiva degli uffici notizie militari, no? Poi erano donne che erano civili e donne, ecco, cioè, come dire, ostacoli di ogni genere e tipo, che dopo Caporetto diventano ostacoli che assumono anche la forma, nel caso soprattutto dell'Ufficio Notizie di Milano, che era anche lì uno dei più importanti, e tra l'altro diretto da una da personalità di area liberale, anche pubblico. Cioè la Presidente dell'Unione, scusate, dell'Ufficio Notizie di Milano, la Marchesa Celestia, assumerà in pubblico, accuserà in pubblico autorità militari, governo, eccetera, siccome oltre che le notizie dei militari chiaramente si occupavano dei prigionieri, no? Ecco, li accuserà praticamente di non occuparsene, di fare tra l'altro dell'Ufficio Notizie, che se ne occupava, il capo espiatorio delle inefficienze sia diciamo dell'esercito, sia comunque non era certo un'inefficienza, ma comunque di quello che chiama boicottaggio, come si chiama, dell'esercito alle iniziative di sostegno della nostra associazione ai prigionieri. Grazie per questa bella relazione, è veramente un tema molto importante quello delle donne, penso che è stato trascurato tanto tempo e è sempre l'altra fascia della medaglia perché non è soltanto la guerra degli uomini. E non a caso, per esempio, dopo il crollo dell'impero austro-ungarico nella Repubblica Austriaca le donne hanno ricevuto il diritto di voto, era una delle conseguenze della Grande Guerra, conseguenza molto importante anche. Passiamo adesso alla terza relazione, siamo già in tempi stretti, siamo un po' in ritardo, ma lei avrà la sua mezz'oretta come tutti. Continuiamo, sì. No. E poi spostiamo un po' la pausa, ma comunque ce la facciamo. Filiberto Agostini, do la parola adesso a collega Filiberto Agostini, professore nel Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali all'Università di Padova. È noto nel mondo austro-tedesco soprattutto per il bellissimo libro su istituzioni ecclesiastiche e potere politico in Veneto, che si occupa anche delle dominazioni austriache. E ha pubblicato
tanti altri libri e saggi che non mi manca il tempo di menzionare qui, e quindi do subito la parola a lei e lei ci parlerà del destino dei profughi veneti dopo Caporetta, assistenza pubblica e solidarietà privata nelle province italiane dopo Caporetto. La prego. Grazie, sono lieto naturalmente di essere qui in questa sede, ma doppiamente lieto perché ci ritroviamo dopo 20 anni, credo, da quelle iniziative lontane che si sono svolte sempre qui all'Istituto Veneto relativamente all'Alto Adriatico, caduta di Venezia. Quindi mi fa proprio piacere. È una notazione iniziale molto semplice. Questa ricerca si fonda sull'esplorazione di molti faldoni, di moltissimi fascicoli dedicati alla corrispondenza fra Luigi Luzzatti, all'epoca Alto Commissario per l'assistenza ai profughi, e oltre 60 prefetti del Regno d'Italia, prefetti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Questi faldoni, sino a qualche tempo fa, non erano stati consultati in modo esaustivo e offrono davvero indicazioni importanti per la conoscenza di questa dislocazione dei profughi provenienti appunto dal Friuli, provenienti anche dalla Valle dell'Isonzo, e che per i motivi che conosciamo hanno dovuto lasciare quel territorio e raggiungere mete lontane. Un'altra semplice indicazione: questo testo che propongo alla vostra riflessione non è ancora definitivo. Ho avviato qualche tempo fa una ricerca impegnativa presso l'Archivio l'Archivio Centrale dello Stato di Roma, all'EUR, dove è custodito un fondo, anche questo straordinariamente ricco, che può sollecitare l'attenzione di molti e, per quanto mi riguarda, l'attenzione appunto sui profughi che abbandonano il Veneto. Ma senza ulteriori preamboli entro immediatamente sul tema che ho proposto. Il primo ente pubblico che sorse con il fine dichiarato di proteggere e assistere i rifugiati fu costituito a Roma l'11 novembre 1917, vale a dire 2 settimane dopo Caporetto, su proposta dei parlamentari veneti, riunitisi sotto la presidenza dell'onorevole Luigi Luzzatti. Luzzatti fu nominato massimo rappresentante di questo comitato parlamentare a distanza di qualche giorno per l'assistenza ai profughi di guerra. Quindi a distanza di pochi giorni, l'11 abbiamo questo primo gruppo di parlamentari veneti e una settimana più tardi proprio la costituzione del comitato più impegnativo e più ampio appunto per l'assistenza sempre ai profughi. Vorrei leggervi però l'articolo 2, una parte dell'articolo 2 dello Statuto, che evidenzia con chiarezza le principali specificità di questa istituzione nuova, di questo comitato parlamentare per l'assistenza ai profughi. Testualmente, il comitato si propone di coadiuvare l'azione governativa di protezione e di assistenza dei profughi della guerra mediante iniziative di opere dirette ad avere e comunicare le maggiori possibili notizie sulla condizione dei profughi, b. ad agevolare il loro collocamento e la loro sistemazione, c. ad assistere i profughi nei loro interessi personali e patrimoniali, dipendenti dallo stato di guerra, presso le pubbliche amministrazioni, gli istituti bancari ed altri enti, d. altre analoghe provvidenze a favore dei profughi. È vigilare anche col mezzo di ispezione l'attuazione delle provvidenze su accennate. F. Raccogliere i fondi necessari ai fini predetti, curando il coordinamento delle pubbliche sottoscrizioni. Il Comitato, conclude, coordinerà la propria opera con quella degli organi di governo costituiti e da costituirsi per tali funzioni, nonché alle iniziative di altri comitati e di singole persone. In altri termini, è un'azione programmatica
che è ben dettagliata, perché lo Statuto prosegue fissando proprio nel dettaglio alcune linee di azioni. Ma come vi dicevo, vi accennavo, a distanza di una settimana, il 18 novembre, con decreto luogotenenziale fu creato, sempre nella capitale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecco l'argomento che ci interessa in modo specifico, un alto commissariato con l'ufficio di provvedere all'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra e con quello di deliberare e porre in atto i provvedimenti generali riguardanti gli interessi collettivi delle terre occupate dal nemico. Anche in questo caso, anche in questa seconda iniziativa, è presieduto da Luzzatti, mentre al suo fianco, come segretari aggiunti, furono nominati il deputato udinese Giuseppe Girardini e Salvatore Segre, titolare della presidenza della Commissione centrale di patronato dei fuoriusciti adriatici e trentini. Allora, questo alto commissariato e i commissari aggiunti furono autorizzati ad avvalersi, cito, della collaborazione del Comitato Parlamentare Veneto, appunto costituito una settimana prima, dell'opera di altri comitati o istituti sorti per l'assistenza ai profughi, allo scopo di coordinare e disciplinarne la funzione. Luigi Luzzatti, Giuseppe Girardini e Salvatore Segre, il 10 gennaio del 18, quindi circa 2 mesi e mezzo dopo Caporetto, sottoscrissero una circolare da inviare a tutti i prefetti del Regno. Ecco, questa è una circolare davvero fondamentale, perché anche nei mesi successivi si fa riferimento ai punti fondamentali. Destinata questa circolare nei loro intenti proprio a razionalizzare gli aiuti forniti ai più bisognosi, sollevando, cito, la condizione di tante migliaia di infelici che, a causa della guerra, hanno dovuto abbandonare le proprie case, le proprie abitazioni, spesso anche l'agiatezza in cui vivevano, e trovarsi ora ospiti in case altrui, esuli in patria. E quindi regolando, continua la citazione, in modo uniforme, ecco questo è un aggettivo sul quale dobbiamo soffermarci, perché diventa un'azione poi organizzativa e programmatica, regolare in modo uniforme in tutte le province l'opera di assistenza ai profughi di guerra per rendere più pronta ed efficace l'azione di soccorso. Allora possiamo dire che questa circolare, ripeto, 10 gennaio del 18, fu il pilastro su cui si fondarono non solo tutti i successivi interventi in materia, ma possiamo dire anche la definizione giuridica di profugo di guerra. Questo preciso status era infatti riservato essenzialmente a coloro che erano fuggiti in seguito all'invasione nemica del 17, ma su questo non mi soffermo, sulla definizione di profugo, perché già è stato scritto molto. Il sistema assistenziale fu poi, sempre nella circostanza in questione, imperniato in appositi patronati presenti nei comuni. C'era in ogni comune, o ci doveva essere, un patronato comunale o municipale in cui i profughi erano stati censiti. Furono enti questi organizzati dall'Alto Commissario e di fatto concretamente e direttamente sorvegliati dai prefetti, che dovevano erogare i sussidi governativi, sostenere, approvvigionare, collocare i bisognosi e fornire loro l'assistenza sanitaria, cito, come si pratica per i poveri. L'apparato statale, prima attraverso il Comitato Parlamentare Veneto e poi attraverso l'Alto Commissariato, cercò di avocare a sé compiti nuovi e inediti con l'ausilio di strumenti normativi mai sperimentati, che avrebbero dovuto garantire quanto era ritenuto necessario al benessere fisico e morale di centinaia di migliaia di giovani privi di tutto o quasi. Ciò richiedeva non solo, come ovvio, adeguate risorse finanziarie, ma soprattutto un'azione coordinata fra Luzzatti e i prefetti, e questo è l'altro grande capitolo
che naturalmente suscita il nostro interesse e la nostra riflessione. Tradotto in forma interrogativa, qual è stato di fatto questo rapporto tra l'Alto Commissario e i prefetti distribuiti nelle numerose prefetture sparse nel Regno d'Italia? Sulla scorta della fitta corrispondenza intessuta fra l'Alto Commissario e i prefetti, questi rapporti, in tutte le principali vertenze riguardanti gli esuli di Caporetto, furono, a dir poco, equivoci ed ambigui. In alcuni casi, come emerge dai dispacci ufficiali, una parte dei prefetti espresse la totale disponibilità a seguire le direttive emanate dall'Alto Commissario, anzi si aggiunge con slancio e con alto senso di patriottismo in segno di omaggio deferente al Veneto glorioso. Oppure con ferma volontà di contribuire nel miglior modo ad opera provvida e benefica, fornendo a Roma, già poche settimane dopo Caporetto, dati precisi sul numero delle persone accolte nelle località che afferiscono alle rispettive prefetture e offrendo anche soluzioni tangibili per aiutare questi profughi. Il 26 novembre del 17, quindi un mese dopo Caporetto, ad esempio, il prefetto di Caltanissetta stilò un documento intitolato molto semplicemente elenco dei profughi, però è importante perché è corredato da annotazioni su come la provincia si stava mobilitando per l'emergenza in atto. Quindi forte e diffuse erano le tensioni, le incomprensioni, se non violente fratture che si aprirono in questo difficile equilibrio tra chi cercava di interpretare da Roma gli impellenti bisogni degli sfollati e chi doveva accollarsi tutti i problemi concreti localmente inerenti appunto alla gestione. Il prefetto di Napoli, Vittorio Menzinger, ad esempio, non nascose mai tutto il fastidio nel dover adempiere ai compiti ordinati da Luzzatti, ma ribadì in più occasioni che era solo sua l'esclusiva competenza nel risolvere i problemi di coloro i quali erano ospitati per aiuto e conforto nella città partenopea. Anche questo esempio allora sottolinea questa divaricazione, questa incomprensione tra Luzzatti e il prefetto. Il capo della prefettura di Bologna, continua in questa esemplificazione, Vincenzo 40, fin da subito si oppose a fornire resoconti dettagliati al commissario su un imponente numero di profughi che erano giunti in stazione. Anzi, irritò talmente Luzzatti, il quale esplose con questa imprecazione, se volete: non mi mandi lagni generici sulla situazione dei profughi, ma io voglio particolari esatti. Pure il prefetto di Catanzaro e Como non cooperarono pienamente con Luzzatti. Il primo rispondeva con grande ritardo alle sollecitazioni provenienti dalla capitale, mentre il secondo tendeva a giustificare la disastrosa situazione materiale dei profughi di Brivio, siamo vicini a Lecco, dicendo con molto candore che la sorte dei 300 friulani scalzi, affamati, senza letti dove dormire e sussidio con cui sopravvivere, non era nota alla prefettura. Non mancarono poi risposte a dir poco taglienti alle accuse di negligenza sollevate da Luzzatti, accuse ripetute ma con forza da parte del commissario. Ecco, dicevo, non mancarono risposte a dir poco taglienti, quasi si trattasse di offese dirette ai prefetti. Un esempio: il prefetto di Ancona scrisse una lettera per replicare, cito, alla severità delle espressioni che distrugge tutta la lieta impressione che lei, eccellenza, ha procurato a me in altri telegrammi.
Ad ogni modo, continua la citazione, rispondo da Roma a vostra eccellenza e rispondo a memoria, lo che dovrebbe essere noto quanto io abbia a volte nelle mie premurose carezze i poveri profughi. E dichiaro subito a che vostra eccellenza porgemi gradita occasione per confermare che la provincia di Ancona, come per il passato, è ben lieta di accogliere profughi che potranno colà inviarsi sino alla cifra di 2000. Questa mia benevola disposizione verso fratelli doloranti determinommi, nonostante difficoltà annonarie gravissime e di alloggio, a non seguire esempio di altre prefetture, qui l'elenco è molto lungo, che sono accusate appunto da parte di questo prefetto di essere, come dire, poco attente alla salute dei profughi. Tralascio la seconda parte della citazione. Quindi Luzzatti, possiamo così puntualizzare, Luzzatti mal sopportava l'autonomia dei prefetti, soprattutto quando si trattava di dare loro il compito, affidare loro il compito di ispezionare di persona le condizioni dei profughi. E infatti Luzzatti pretendeva un impegno pari almeno a quello da lui profuso in questa opera che chiama Missione. E testualmente dice: io lavoro qui per una causa santa, da mane a sera, ed esigo che profughi per causa mia non soffrano. Così comunicò in varie occasioni ai prefetti per responsabilizzarli e spronarli a uscire dai loro uffici, rilevando la necessità delle ispezioni. I prefetti sono invitati, sollecitati di uscire dall'edificio, dal palazzo di prefettura e raggiungere i luoghi dove i profughi erano raccolti. Poteva essere la casa privata, poteva essere l'ospizio, poteva essere l'asilo o qualsiasi altro spazio, anche inadeguato, che raccoglieva i profughi. Infatti, aggiunge, era indispensabile sia portare un tangibile conforto da parte dello Stato, che deve essere visibile, di cui voi prefetti siete rappresentanti eminenti, un aiuto tangibile a chi, cito, sente una grande nostalgia delle loro terre natie in queste regioni, tanto diverse dalle loro per abitudini, per idioma, per tutto. Sia rilevare personalmente i casi più pietosi da sottoporre al governo per fornire un aiuto che deve essere sollecito, completo, un aiuto, usa questo aggettivo, straordinario. Sono incitazioni queste di Luzzatti verso i prefetti che tuttavia spesso restarono sulla carta, poiché molto spesso le visite ai luoghi che raccoglievano i profughi, le visite erano demandate secondo criteri del tutto personali e talvolta arbitrari a funzionari, a sottoprefetti, a commissari, a inviati speciali che finivano per allungare ulteriormente i tempi burocratici nel portare soccorso a quanti soffrivano. Abbiamo sino ad ora osservato da un lato gli apparati governativi che tentarono di risolvere i multiformi problemi che l'assistenza al profugato poneva giorno per giorno, e dall'altro abbiamo visto anche i contrasti fra l'altro commissario e i prefetti proprio su questo delicato tema. Ma chiediamoci, quali erano concretamente le condizioni materiali dei singoli rifugiati, dei gruppi familiari, che erano più o meno numerosi, accolti nelle diverse province del Regno? Ecco, questo è un aspetto sul quale ora rivolgo, sia pure sinteticamente, lo sguardo con qualche anche citazione. Il viaggio di allontanamento dai paesi di pianura oppure dai borghi di montagna, pensate all'alta valle dell'Isonzo, questa valle che ora ci appare in tutta la sua bellezza, ma immaginiamo la situazione nel 16 e nel 17,
Ecco, questo viaggio di allontanamento è il primo passo di una recisione brusca. Ecco, questo è un altro aspetto sul quale dobbiamo riflettere. L'allontanamento è brusco e avviene talvolta in poche ore, pochissime ore. Vengono anche allentati, se non troncati, legami parentali, anche il senso di appartenenza a una terra che spesso non era mai stata lasciata. Quindi comincia, con questi atti, comincia una vera e propria odissea penosa. Non sono parole mie, ma sono parole appunto nelle lettere di alcuni profughi. Un allontanamento che si svolgeva nel modo della più grande confusione e incertezza, detto testualmente. Famiglie intere o persone sole lasciarono le rispettive case e con qualche masserizia, qualche bestia, alcune vacche, alcuni asini o cavalli, pochi soldi in tasca, attraversarono a piedi colline e montagne in balia del maltempo. Anche questo è un aspetto che si aggiunge, che in quei giorni autunnali sferzava Veneto e Friuli. Con quale prospettiva? Con quale speranza? Possiamo dire nella speranza di trovare qualche treno verso San Giorgio di Nogaro, ad esempio, o verso Livenza, trovare qualche treno per raggiungere una destinazione che però era quasi sempre ignota. La relazione di un abitante di Cimadolmo, siamo già verso il Piave, ci consegna una rappresentazione concreta all'indomani di Caporetto. Cito: «Quando la ritirata delle truppe e del materiale bellico apparve evidente, mancavano i mezzi di trasporto e i mezzi finanziari. Qualche famiglia aspettava magari intere giornate per poter comunque partire. Gli autocarri e gli automobili privati difettavano delle licenze di circolazione e in parte di carburante. I mezzi a cavallo potevano appena servire per chi ne era il proprietario o per qualche amico. Già le famiglie erano rimandate a ogni partenza di treno e necessitava pure trasportare i valori e i principali documenti degli uffici e degli istituti pubblici. Qui abbiamo delle bellissime testimonianze che ho trovato nell'archivio della Croce Rossa su uno straordinario materiale abbandonato ad esempio dalle ambulanze della Croce Rossa lungo il ciglio della strada e anche qualche cassaforte con il denaro che era contenuto. Tale era l'emergenza, tale era il bisogno di lasciare la strada libera alle truppe, ai militari, che i civili dovevano naturalmente mettersi ai lati delle strade e talvolta anche essere investiti dai mezzi militari. Ecco. Ottenemmo, continua nella citazione, di volta in volta ad ogni treno che un carro bestiame fosse aggiunto alla stazione per il trasporto delle famiglie che da ogni dove accorrevano atterrite. La ressa sui treni era tale che i seduti non potevano alzarsi e quelli in piedi non potevano girarsi per ore e ore e magari per intere giornate. Famiglie che venivano da lungi dovevano sostare senza trovare il modo di partire. Così si dovette accatastare circa 300 persone su carri scoperti carichi di carbone sotto la pioggia ininterrotta, mentre le famiglie della montagna e della campagna passavano col carrettino trainato da un cavallo, da un asino, da una giovenca. L'arrivo nelle prime stazioni era comunque traumatico. Ci sono testimonianze, ci sono lettere di questi profughi. Vi leggo rapidamente un resoconto del prefetto di Genova in questi termini. I primi profughi cominciarono a giungere nelle ultime giornate di ottobre scorso in piccoli gruppi dapprima, poi numerose carovane verso i primi di novembre.
Sulle prime nulla era preparato per riceverli. Ecco, riflettiamo su questo aspetto. Nulla era preparato per riceverli. Scarsi i mezzi e scarso il personale addetto al posto di soccorso, tutto già occupato diuturnamente al lavoro di ricevimento e di assistenza dei militari malati e feriti, i quali allora, come sempre, transitavano in gran numero da questa stazione. Lavoro faticoso, date anche le condizioni di struttura della stazione stessa. Tuttavia, aumentando l'orario di servizio del personale, il direttore del posto cominciò subito a fornire ai fratelli profughi tutto l'aiuto possibile. Egli, che si tratteneva giorno e notte in stazione, provvide subito a che fossero allestiti con la massima possibile sollecitudine i necessari ristori, giuste le istruzioni date dall'ufficio profughi. Faccio un balzo in avanti. Gli sfollati evacuati dalle zone del fronte fluirono innanzitutto per gli snodi nevralgici di congiunzione delle linee ferroviarie, quali Milano. Pensate che nel novembre del 17 passarono per questa stazione non meno di 62.000 persone, Milano. E poi altri snodi, Bologna, Firenze, Genova, Roma. Essi in linea di massima non si fermarono a lungo, cioè i profughi non si fermarono a lungo in queste località. L'intento prioritario delle autorità governative, dettato ufficialmente da ragioni di carattere militare, fu infatti quello di allontanarli dai principali poli urbani italiani per distribuirli nelle varie province. Anche questo è un fenomeno interessante. Non c'è, come dire, o meglio, c'è la volontà di allontanare per quanto è possibile i profughi e di non lasciarli assostare nelle principali città che sono anche snodi ferroviari. Per evitare problemi di sicurezza interna, per l'ordine pubblico, e l'altro aspetto interessante, per non intaccare oltremodo le disponibilità alimentari presenti nelle grandi città. Nelle lettere e nei telegrammi dei prefetti a Luzzatti si sottolinea questo aspetto. Non vogliamo, dicono i prefetti, che nelle nostre città ci sia penuria alimentare per la presenza di profughi. Ecco quindi questa spinta assolutamente decisiva, energica, ad allontanare i profughi. L'accoglienza e l'assistenza ai profughi, una volta smistati nella penisola, furono demandate nei primissimi mesi dopo Caporetto, principalmente a opere pie, società di mutuo soccorso, cooperative, associazioni patriottiche, parrocchie, asili, comitati civili, ospedali, famiglie. In Italia, nei primissimi mesi, sorsero ben 3.084 enti di questa natura. La corrispondenza fra Luzzatti e i prefetti conferma quanto osservato in altri studi da altri studiosi. La Croce Rossa americana, ma anche la Croce Rossa italiana, ebbero un ruolo importante nel fornire generi alimentari e supporto logistico in tutte le principali città italiane. Non mi soffermo sugli aiuti concreti. Allora faccio questo ulteriore balzo perché il tempo stringe e il mio tempo è concluso. No, 2 minuti. 2 minuti, Ancora, ecco. sì. 2 minuti. L'alto commissario Luzzatti elaborò, come abbiamo ricordato in precedenza, solo a partire da gennaio e poi da febbraio 1918 un piano di assistenza organico e centralizzato che vedeva nei patronati, e quindi non più quella miriade di associazioni fondate sullo spontaneismo e sul volontariato, che vedeva nei patronati, destinati ad assorbire tutti i precedenti comitati sorti spontaneamente, il perno, per passare dall'improvvisazione, dallo spontaneismo degli aiuti a una decisa uniformità sul territorio nazionale. Gli interventi fortemente evoluti dai nuovi regolamenti compilati dall'Alto Commissario però da subito chiare difficoltà ad imporsi. In generale, profonde discrepanze si evidenziarono fra le direttive emanate da Luzzatti e dai suoi collaboratori e quelle messe in atto sul territorio
anche a causa delle continue sovrapposizioni tra chi rispondeva a Luzzatti e a questo alto commissariato e chi invece voleva continuare sul piano dello spontaneismo. Quindi abbiamo carenze e disparità di trattamento emersero sin dalla prima accoglienza dei rifugiati dispersi nelle varie province italiane. E le carte luzzattiane forniscono numerosi esempi, attestano la mancata organizzazione di campi o colonie di concentramento per migliaia di sfollati. Le condizioni di vita dei profughi riuniti nelle diverse aree geografiche variavano notevolmente e pur nella grande pluralità delle situazioni, in concreto si verificarono situazioni di stenti e sofferenze. Faccio qualche esempio. Si parla di scenari foschi, si parla di persistente mancanza di cibo, indumenti, di scarsezza di giacigli adatti e confortevoli. E ancora le difficoltà si moltiplicano. Ma mi avvio alla conclusione. Ad esempio, ad Arezzo i profughi non possedevano il denaro sufficiente per procurarsi il cibo, al punto da trovarsi una dolorosissima situazione ed implorare i più urgenti provvedimenti. Nella provincia di Como, per lenire, cito, la carestia di alimentazione devono ricorrere ai privati contadini, ad Aversa, Caserta, addirittura muoiono di fame. Ad Agrigento, poi Senigallia, i profughi erano privi di biancheria, privi di coperte, lenzuola, letti e calzature. A Bagni di Lucca si registrò una triste, sempre la citazione, una triste condizione imposta dall'assoluta privazione d'ogni genere necessario. E poi a Tropea, a Nicotera, furono i profughi, cito, lasciati senza niente, con quei 4 stracci che poterono portarsi da casa. In provincia di Brescia dormivano per terra, mentre a Cuneo in stalle prive di brande. L'emergenza era tale che le autorità locali e l'opinione pubblica non potevano che segnalare con amarezza quanto gli esuli subivano. Ecco le fonti, chiudo, insomma questa è solo una piccola parte di quanto avrei desiderato proporvi. Le fonti naturalmente insistono, con anche toni molto coloriti, molto forti, insistono su questa situazione di angustia e demoralizzazione. Ecco, questo è un altro aspetto a mio parere interessante, demoralizzazione, sì, ho chiuso, demoralizzazione. In realtà, in un'altra fonte, trovo questa espressione depressione, malinconia, follia e tutto ciò riguarda dunque anche i civili che subiscono le pene del trasferimento, ma invece siamo più a conoscenza della nevrosi depressiva che riguarda i soldati, lo shell shock sul quale insomma oramai cominciano a esserci studi numerosi. È un aspetto però che dai soldati sembra transitare anche ai profughi che vivono questa condizione di estremo disagio. Taglio quanto desideravo proporvi, ma insomma il tempo fugge e grazie della pazienza. La ringrazio di cuore per averci dimostrato in modo così chiaro e sintetico sia dall'una parte le difficoltà di organizzare l'assistenza per gli esuli in patria tra un commissario che sta a Roma e i prefetti che stanno davanti alla realtà quotidiana, da una parte e dall'altra parte la situazione drammatica dei profughi stessi che ci ha dimostrato con queste fonti così densi e ricche. Tante grazie. Avremo un po' di tempo prima di finire la mattinata per la discussione, perché penso ci saranno alcune questioni, ma adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo fra 20 minuti circa.